nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Unitamente al saluto liturgico, benvenuto a ciascuno di voi che esprimo, anzitutto a nome del parroco, e la dovuta gratitudine per la vostra presenza e il vostro impegno. E vorrei mettere al primo posto appunto il comitato che ci regala la possibilità di vivere pienamente questa giornata nell'intercessione di San Sebastiano. È bello sempre ritrovarsi insieme, è motivo di visione, di allegria, e portare tutto nella preghiera conferma soltanto la bellezza della nostra fraternità. Ci rendiamo conto altresì di non essere mai attenti o mai pronti nel cogliere ogni opportunità per stare insieme. Eterna bonitate, soberana clemencia, Siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Mio, ti ho generato nelle catene, te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello del Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nella sua volontà di arrivare al mondo per guadagnarlo a Cristo, usi delicatezza, pur senza sacrificare nulla delle esigenze evangeliche. Preghiamo. Per le autorità civili, vivano il loro impegno a servizio dell'uomo come una missione per la promozione di libertà e giustizia. Preghiamo. Per tutti i cristiani, sappiano che nulla si fa di grande senza le necessarie rinunce e che solo la croce può fecondare le loro attività. Preghiamo. Per la nostra comunità,
l'ascolto della parola e il nutrimento dell'Eucaristia facciano di noi forti e coerenti testimoni del Vangelo. Preghiamo. Ascoltacelo, Signore. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. espressamente ricordare e dire grazie ancora al comitato. Non ci conosciamo, mi dispiace, ma non importa, basta vedere la bellezza di quello che ci circonda per capire quanto avete lavorato con orgoglio e con affetto per questa comunità. E accoglieremo un nuovo comitato, ovviamente, che manterrà sempre questa bella tradizione di pregare Dio, ringraziarlo per i santi e ritrovarci insieme. Si avvierà la processione, adesso credo, lo state capendo che sono appena arrivato e sono un po' impacciato. Comunque, facciamo quello che abbiamo sempre fatto, così siamo sicuri. Benediciamo il Signore, preghiamo grazie a Dio.
ti salve Maria.
viviamo un momento importante. Presentiamo il nuovo comitato. E già da parte di tutta la comunità l'abbraccio e il sostegno dopo la loro disponibilità e forse anche l'impegno per poter collaborare insieme e regalarci ancora momenti belli come quello di questo pomeriggio. Questi sono i 40 che meritano benedicazione potente Padre, Figlio e Spirito Santo. A me da Sannoso in salute.